Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario di oggi. A Montegrotto, alla Casa delle Farfalle. Conosciamo l'ippoterapia. Abbiamo intervistato Claudio Fabbro della Polizia Locale. Le buone e sane merende di Laura. Il libro della settimana. La festa della donna. Siamo andati a Montegrotto a vedere la Butterfly Ark. Ciao ragazzi, oggi ci troviamo in un posto incredibile. È il Butterfly Ark, la casa delle farfalle. Buongiorno signor Renzo Moretto. Buongiorno Giulia. Da che cosa nasce l'idea di creare la casa delle farfalle? È una cosa un po' difficile da raccontare perché quando è nata questa idea non ci credeva nessuno. È nata da una passione che avevo fin da piccolo. Ecco, quindi ricordatevi che le vostre passioni da giovani possono diventare poi delle realizzazioni da grandi. Non ci credeva nessuno, io ho insistito, ho fatto gli studi università, ho visto che alla fine questo era il progetto che dovevo realizzare, se non lo facevo non avevo compiuto la mia vita in modo importante. E così ho cominciato questa avventura, è nata proprio dalla vecchia passione per gli insetti, per gli animali, per la natura. Quante specie di farfalle ospitate? Sono più di 150 specie diverse che provengono da tutte le parti del pianeta, soprattutto le regioni tropicali. Come riuscite a portare qui le farfalle? Questo è stato il secondo grande problema dopo l'idea, che era irrealizzabile per molti. Si è dovuto trovare il sistema per far venire le crisalidi delle farfalle, perché questo è lo stadio in cui si possono trasportare fin da qui. Quindi abbiamo trovato tutti i meccanismi di trasporto possibili. Oggi arrivano in aereo come passeggeri che viaggiano con delle trasporti speciali, con delle autorizzazioni speciali da paesi come il Costa Rica, il Perù, gran parte dei paesi del Sud America, l'Africa o la Thailandia, l'Asia e la Malesia. Qual è l'esemplare più raro che avete? Ce ne sono alcuni che sono conservati e sono specie che sono protette dalla Convenzione di Washington, cioè specie che sono considerate a rischio di sopravvivenza. Alcune di queste specie ogni tanto sono qui anche dal vivo sulla base di autorizzazioni e permessi speciali, perché l'allevamento di queste specie ne permette la creazione di un'economia che serve alla loro conservazione o loro studio. Di solito le specie che ci sono qui sono molto belle e colorate e non scegliamo appositamente specie in pericolo di estinzione perché non vogliamo toccare popolazioni di specie delicate. Noi vogliamo che la gente conosca le farfalle bellissime, eccetera, eccetera, però vogliamo che questa economia che creiamo anche nella loro conoscenza, chi viene a visitare il centro, eccetera, possa tornare alle farfalle nei loro ambienti naturali. Di che cosa si nutrono? Allora, le farfalle che ci sono qui e gran parte delle farfalle in generale si nutrono di vegetali. Ci sono ovviamente delle eccezioni, non nelle specie che ci sono qui, ci sono altre farfalle, ce ne sono alcune anche di carnivore, nel senso che magari sono predatori di altri piccoli animali o esseri, però sono eccezioni. Ce n'è anche una che si chiama Calyptra austrigata, che è una specie di farfalla vampiro, che succhia il sangue. È una vera eccezione anche questa. Le altre vanno tutte sui fiori, sulla frutta, da noi ci sono solo farfalle che vanno sui fiori o sulla frutta. Che altre specie di insetti o animali ospitate? Intanto questa è la casa delle farfalle, abbiamo anche una collezione di insetti, soprattutto insetti mimetici, fasmidi, sono quelli come insetti stecco, insetti foglia, poi abbiamo le formiche tagliatrici di foglie, ci sono diverse specie, alcuni coleotteri, eccetera. Poi Casa delle Farfalle è una parte della nostra esposizione perché c'è anche il Museo Esapolis che la continua ed è a Padova e lì abbiamo veramente l'insettario con un grandissimo numero di specie. Le farfalle cambiano colore in base alla stagione? Allora, in generale no. Molte specie, alcune specie lo fanno, la generazione
per esempio da noi estiva, può avere, o primaverile, autunnale, può avere una colorazione diversa, anche molto diversa. In alcuni casi nei tropici quelle che nascono quando comincia la stagione delle piogge hanno una colorazione diversa, perché devono poi mimetizzarsi, si è scoperto, con l'ambiente, che ha un colore diverso. Quando piove diventa più verde, e invece quando la stagione è secca è più marrone, diciamo. Cos'è Acquatica? Acquatica è una delle tante proposte che si trovano lungo il percorso, come le altre mostre che integrano il percorso della Casa delle Farfalle, e lì ci sono specie che vivono nell'acqua, che hanno a che fare o con l'evoluzione o con la conservazione. Noi ci occupiamo di conservazione, di parlare anche di specie in pericolo. Lì ci sono animali che sono magari a rischio, o comunque che ci raccontano la nostra storia, la nostra evoluzione sul pianeta. Molte grazie per la bella visita. Dalla Butterfly Ark di Montegrotto Terme è tutto, lì nello studio. Siamo andati a conoscere l'ipoterapia. Linea agli inviati. Ciao ragazzi, oggi siamo arrivati fino a Pianica, in provincia di Venezia, perché abbiamo scoperto che l'associazione Join Up pratica in un maneggio della zona una tecnica medica particolare, l'ipoterapia. Andiamo a scoprirla. Buongiorno. Ciao. Che cos'è l'ipoterapia? Allora, innanzitutto grazie di aver fatto così tanta strada per essere venuti qui a trovarci. Allora, l'ipoterapia è un insieme di giochi, di attività e di esercizi che si fanno sopra il cavallo o comunque con la presenza del cavallo. Ci tengo a dirvi che l'ipoterapia è una terapia che ha senso se fatta insieme alle altre terapie che una persona fa, come per esempio la fisioterapia, la logopedia. Quando e come nasce questa terapia? Il primo che ha parlato dei benefici dell'equitazione è stato Ippocrate, un medico greco. Ma il primo che l'ha usata, diciamo, con le persone con delle disabilità è stato il dottor Gutman in Gran Bretagna, che nel 1944 l'ha usata con i soldati rimasti disabili a causa della guerra. Poi è diventata un'attività famosa in Gran Bretagna e in Canada, finché è arrivata in Italia nel 1975 con la dottoressa Citterio. A chi è rivolta? Allora, è rivolta a tutti, diciamo. L'importante è avere almeno 4 anni e non avere dei problemi alla schiena gravi che potrebbero aggravarsi con il movimento del cavallo. È utile per tutti, ma in particolare per le persone che hanno magari delle difficoltà di tipo affettivo, oppure chi ha problemi di linguaggio o di comunicazione, bambini per esempio iperattivi che non rispettano le regole, fanno fatica a star seduti, ma anche persone che hanno delle difficoltà nel muovere o nel controllare parti del corpo, come per esempio le gambe e le braccia. Il cavallo quindi è l'elemento chiave e fondamentale. Quale razza viene usata principalmente e perché? Allora, diciamo che non c'è una razza che viene preferita rispetto ad un'altra. L'importante è che il cavallo non sia troppo alto, perché dobbiamo essere in grado di aiutare o di tenere da terra la persona che c'è sopra. In più deve essere abbastanza robusto per avere una schiena larga e quindi comoda. Una razza molto usata è l'avelliniese, che è l'amico che abbiamo qui vicino a noi, appunto perché non è né troppo alto né troppo basso e è abbastanza robusto. Quali sono i principali benefici del cavallo? Quando si lavora con gli animali in generale e quindi anche con il cavallo, il primo beneficio che hanno le persone è quello di trovare un amico, che può sembrare una cosa banale, però in realtà è molto importante perché permette alle persone di provare delle emozioni, di non sentirsi soli, di poter parlare con qualcuno senza sentirsi giudicati, perché l'animale non ci risponde, è vero, ma nemmeno ci giudica. Anche se il principio fondamentale su cui si basa l'ipoterapia è il movimento, perché il cavallo è un animale a 4 zampe
che cammina per opposti, quindi come quando noi camminiamo e oscilliamo le braccia, portiamo avanti il braccio sinistro e contemporaneamente la gamba destra, per cui quando il cavallo cammina possiamo dire che riproduce su 4 zampe la camminata umana. Questo è importante perché nel momento in cui sale in sella una persona che per esempio non può camminare o non riesce a camminare bene, fa degli esercizi sopra il cavallo come se stesse camminando, praticamente il cavallo fa da gambe alla persona che c'è sopra. E questo è importante perché va a stimolare delle parti del cervello che altrimenti rimarrebbero inutilizzate nel caso per esempio di una persona in carrozzina. Ringraziamo la dottoressa Alessia Evotan per averci illustrato una terapia insolita e curiosa. Vi auguriamo un buon lavoro. Grazie mille a voi e buona continuazione. Qui da Pianiga è tutto, linea allo studio. Ciao ragazzi, oggi siamo in compagnia dell'agente di polizia Claudio Fabbro. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Sappiamo che lei, per aver difeso l'autista di un autobus che era stato minacciato, è stato insignito di un prestigioso riconoscimento che si chiama Caschetto d'Oro. Di cosa si tratta? Si tratta di un riconoscimento dato da un'associazione di polizie locali del Triveneto, il Circolo dei 13, che appunto è un'associazione di polizia delle varie province del Triveneto, quindi del Friuli, del Veneto e del Trentino, che ogni anno, in occasione della festa del Corpo dei Vigili, San Sebastiano, riconoscono un premio ai vigili che si sono distinti durante l'anno. Dopo essere stato aggredito, lei ha dovuto fare vari interventi all'occhio destro. Come va adesso? Va che sono ancora in convalescenza, sto aspettando che mi chiamino per un altro intervento e poi vediamo un po'. Rifarebbe quello che ha fatto? Bella domanda questa. Sì, credo di sì, probabilmente magari cercando di stare più attento, cercando di stare più lontano dal soggetto, ma non si sa mai come reagisce la gente. Se un nostro amico dovesse trovarsi coinvolto in una lite, cosa ci consiglia di fare? Innanzitutto cercare di un adulto, chiamare qualcuno, poi dipende dove siete, se siete a scuola chiamare l'insegnante e se siete in strada eventualmente chiamare anche il 112 o il 113. Molte grazie per essere stato con noi e aver condiviso la sua esperienza. Le auguriamo di rimettersi presto. Grazie, molto gentile. Per la rubrica Fame da lupetti siamo andati a casa di Laura Fagian. Ciao Laura, che cosa prepariamo oggi? Ciao Giulia, oggi prepariamo una ricetta con solo 3 ingredienti e ne verranno fuori delle prelibatezze, vero Greta? Sì. Siamo curiosi, di che cosa si tratta Greta? Di tartufi al cacao. Chiara, che ingredienti ci servono? 80 g di uvetta, 80 g di mandorle, cacao amaro per spolverare. Come si procede? Innanzitutto dobbiamo mettere a bagno l'uvetta perché è un frutto essiccato e quindi particolarmente duro. Poi prendiamo le mandorle e le frulliamo. L'unica cosa che ci serve è un frullatore. Le uvette sono state messe in ammollo per 10 minuti in acqua tiepida, ora dobbiamo scolarle e strizzarle. Le strizziamo. Adesso mettiamo le mandorle nel frullatore e le riduciamo a farina. A questo punto possiamo aggiungere le uvette e continuare a frullare. Ne risulterà un composto omogeneo, amalgamato e che si può lavorare con le mani grazie alle uvette che erano bagnate. Trasferiamo il composto in una ciotola e con l'aiuto delle mani proviamo a formare delle palline. Dovranno essere dei bocconcini piccoli piccoli. I tartufini li possiamo avvolgere nel cioccolato o a nostro piacimento nel cocco.
Grazie Laura per la tua disponibilità. Grazie a voi. E ora non ci resta che assaggiarli. Ciao, mi chiamo Emma e il libro che sto presentando è quello della Regina delle Nevi. L'autore è Hans Christian Andersen, la casa editrice è Idee Alt. Tutto ebbe inizio quando lo specchio di uno spiritello malvagio si ruppe in miliardi di pezzi che finirono ai 4 angoli del mondo. A nord vivevano 2 bambini di nome Kai e Gerda. Amavano stare insieme perché erano migliori amici. In primavera saltavano e giocavano per i tetti delle case. In inverno andavano su e giù per incontrarsi. Poi, quando arrivò la primavera, 2 schegge finirono nell'occhio e nel cuore di Kai, che diventò cattivo. Un giorno, quando Kai stava andando a sciare con la slitta, vide passare una bellissima slitta bianca trainata da una dama che portava un mantello bianco che lo rapì e gli fece dimenticare tutto e tutti. Quella dama era la Regina delle Nevi. Gerda non si fermò a cercare Kai, che all'inizio pensava fosse morto, e andò alla sua ricerca. Dopo molte avventure andò nel giardino di una vecchietta. Che con un pettine magico gli fece dimenticare tutto su Kai. Gerda si sentiva triste senza sapere il perché. Un giorno Gerda si alzò e vide le uniche rose che la maga non aveva seppellito, cioè quelle nel suo cappello, e si ricordò di Kai. Se volete scoprire come va a finire, dovete leggere questo libro. Io lo consiglio dai 5 ai 99 anni. È un libro molto bello perché ha pop-up dentro. La cosa che mi è piaciuta di più del libro è quando Gerda è andata a cercare Kai, perché mi fa capire che gli voleva tanto bene. La giornata internazionale della donna ricorre ogni anno l'8 marzo per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state oggetto e lo sono tuttora. Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti dal 1909, in alcuni paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922. Sia in passato che oggi è ricordata come festa della donna. Il 7° congresso della Seconda Internazionale Socialista si tenne a Stoccarda dal 18 al 24 agosto del 1907. Oltre ad altri problemi venne trattata anche la questione femminile e la rivendicazione del voto alle donne. Su questo argomento il congresso arrivò a una risoluzione, e cioè che i partiti socialisti si impegnavano a lottare per il suffragio universale esteso alle donne, senza allearsi con le femministe borghesi che già lottavano per questo diritto. Il pomeriggio del 25 marzo 1911, un incendio che iniziò all'8° piano della Shirtwaist Company uccise 146 operai di entrambi i sessi. La maggioranza di essi erano giovani donne, italiane o ebree. La fabbrica occupava gli ultimi 3 piani di una palazzina di 10 piani e 62 operaie morirono nel tentativo disperato di lanciarsi fuori dalla finestra per salvarsi, poiché non c'era nessun'altra via d'uscita. I proprietari della fabbrica al momento dell'incendio si trovavano al 10° piano, dove c'erano le operaie che tenevano chiuse, perché avevano paura che rubassero o facessero troppe pause. Loro alla fine scapparono e lasciarono morire le giovani donne. In Italia la prima giornata dedicata alla donna si è svolta il 12 marzo 1922. Dal 1946 è stata introdotta la mimosa come fiore simbolo di questa giornata. L'8 marzo 1972, in piazza Campo dei Fiori a Roma, si è svolta la manifestazione della Festa della Donna.
Il 1975 è stato definito dalle Nazioni Unite come l'anno internazionale delle donne e l'8 marzo in tutto il mondo i movimenti femministi hanno manifestato per ricordare l'importanza dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo domenica prossima alle 14:30, sempre qui su Rete Veneta, canale 18 del Digitale Terrestre. Se avete idee o curiosità, scriveteci nelle mail che vedete qui sotto. Le puntate si possono rivedere sul sito di Rete Veneta. Seguiteci anche su Facebook. Princess, who adore you, just go ahead now.